Oggi abbiamo scoperto un po' il mondo del rosé, ma il rosé è abbinato alla bollicina e in questo caso siamo in Veneto, ma poi anche con i colleghi del Friuli Venezia Giulia parliamo di Prosecco. Prosecco rosé appunto, proprio la denominazione che ha proprio dall'altro anno, quindi 2020, introdotto nel disciplinare una nuova tipologia ottenuta grazie alla glera ovviamente come vitigno principe, omettendo l'assemblaggio con il pinot nero vinificato in rosso. Da qui si ottiene proprio il Prosecco rosé che dopo 60 giorni di elaborazione, quindi con una spumantizzazione doppia rispetto al canonico Prosecco DOC, otteniamo proprio questo Prosecco dai colori rosa tenui, più o meno intensi, ovviamente dipende dalla percentuale di Pinot Nero, che ricorda proprio questi a livello olfattivo e gustativo il fiore bianco tipico del Prosecco, ma con una maggiore complessità proprio data dal fiore rosso, dalla frutta rossa come il lampone e come la ciliegia, proprio questa complessità che va a ricordare proprio il Pinot Nero, quindi un completamento di quello che è la valorizzazione dei vitigni e di conseguenza del territorio del Prosecco DOC, che poi si ripercuote ovviamente nelle aziende dando valore proprio sul territorio e alla comunità che questo sistema produttivo e come anche sistema economico rappresenta sia per il Veneto e il Friuli ma anche come sistema Paese Italia.